Allora, stiamo analizzando il territorio bellunese in modo particolare. Ci sono diverse criticità, problematicità ordinarie, poi quando è subentrato il maltempo, chiamiamolo così, anche se è stato un evento veramente eccezionale e straordinario, la situazione è degenerata. Sentiamo Severino Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, perché ci dà una testimonianza molto significativa, molto toccante. Vediamolo insieme e poi con i nostri ospiti commentiamo anche l'intervista. Territorio bellunese che è stato in effetti semi-devastato da una cosa molto molto potente che ci è arrivata addosso, ma con una particolare attenzione sul territorio di Rocca Pietore, che è stato l'epicentro di tutto l'evento successo a nord-est, quindi il punto dove l'uragano ha battuto di più e ha fatto esondare i torrenti con una cattiveria enorme sui villaggi, portando giù detriti per centinaia di migliaia di metri cubi, si è avuto proprio qua a Rocca Pietore. Noi siamo stati oggetto di una cosa molto peggiore che il 1966, quindi un'alluvione ben più cattiva e ben più ampia anche, ci ha preso tutti i villaggi sostanzialmente del comune, che sono 27. Quindi i 27 villaggi, nessuno escluso, sono stati tutti toccati da qualcosa, con una cosa ben peggiore nella zona di Palue, di Sottoguda, dei Serrai di Sottoguda. Quella è stata la zona del nostro comune e di tutta la provincia di Belluno, che è stata proprio devastata totale. Calcoliamo che siamo alle porte dell'inverno, calcoliamo che ha già fatto la neve, calcoliamo che molti sentieri, soprattutto nei boschi rovesciati, non sono raggiungibili, le malghe d'alta quota non sono state visionate bene, quindi noi abbiamo fatto una prima stima dei danni su quello che era effettivamente calcolabile e con delle perizie proprio sul posto, e ammontano a 107 milioni di euro, ma io penso che con la primavera, quando andrà via la neve, usciranno i veri problemi e la cifra aumenterà di molto, anche io credo che sarà almeno il doppio, quindi 200 milioni di euro sul territorio di Rocca Pietore penso che ci siano tutti, purtroppo. Sono cifre che fanno paura, sono 1500 ettari, 120.000 metri cubi di legname abbattuto, pari a circa 5.000 camion di quelli grossi che serviranno per portarli via, e la cifra che fa più capire l'entità sono 600.000 piante rovesciate sul territorio di Rocca Pietore. Questa è una stima abbastanza corretta, diciamo. Per quanto riguarda il materiale, i detriti che sono scesi dai torrenti sono circa 300.000 metri cubi, pari a 15.000 camion. Quindi è una cosa incredibile, non sappiamo dove metterli, ci sarà un continuo lavoro anche di ripristino, ma la cosa che fa più paura di tutte sono gli argini dei torrenti che hanno avuto grossi problemi, quindi argini, briglie, difese spondali. Una volta dove si andrà ad operare sul bosco rimarranno scoperti i versanti ripidi. Prima il bosco teneva anche le stesse frane, senza il bosco sarà tutto in evoluzione, quindi bisognerà capire dove intervenire anche con dei paravalanghe, con dei paramassi, con dei fermaneve, quindi sono tutte opere costosissime che, ripeto, la cifra di 100 milioni probabilmente è insufficiente. Si era cominciato ad operare sul nostro bosco da qualche anno con i lotti di bosco che venivano venduti, tagliati e venduti per poi farlo ricrescere, no? Come fanno delle zone dove il mercato del legname è la primaria. Mi viene in mente la Val Visdende, mi viene in mente la Val di Fiemme, dove il mercato del legname era importantissimo e loro erano riusciti a farne un vero e proprio business anche del legname. Noi stavamo cominciando a imparare. Adesso chiaramente il mercato del legno è crollato, perché sono 14 o 15 milioni le piante cadute in Veneto. Quindi capiamo perfettamente che se prima potevano essere vendute a 60-70 euro al metro cubo, 100 anche in alcune zone, anche 120, adesso si parla di cifre irrisorie, che non è più un mercato, insomma,
adesso l'importante sarebbe portarle via. Io ho fatto anche sorridere all'inizio chi mi chiedeva di cosa abbiamo bisogno. Noi abbiamo ormai ripristinato le linee telefoniche, abbiamo ripristinato le linee elettriche, abbiamo anche ripristinato un acquedotto in tempi record, 2,5 km di nuovo acquedotto, che è un record assoluto fatto in 23 giorni. Quindi le cose primarie le abbiamo sistemate, siamo stati bravissimi, un mese di lavoro intenso. La capacità di rimettere sulla testa è tipica di una regione dinamica come il Veneto. Il problema adesso sono i ripristini grossi del territorio devastato, cioè appunto le opere che dicevo prima. Noi quindi abbiamo bisogno di fondi, di soldi che ci permettano di operare con una celerità inusuale e anche con una certa sburocratizzazione delle procedure, perché sappiamo tutti che un'opera pubblica in Italia, il grosso problema che riscontra tutte le volte è che ci si impiega mesi e mesi di carte prima di poter partire col lavoro. Io credo che queste sono opere che necessitano di una velocità completamente diversa. L'abbiamo fatto in somma urgenza, quando il comune può operare andando fuori da quello che sono le normali procedure e con degli incarichi specifici. Se la ditta tot era brava nel fare un determinato lavoro, gli si è potuto dare anche un incarico diretto. Questo succede nelle somme urgenze. Le somme urgenze adesso sono finite e si entra nell'ordinario, e a me questo fa un po' paura, perché probabilmente i soldi arriveranno anche, io spero, io lo dico sempre, se non arrivano andremo a prenderceli da qualche parte, perché siamo assolutamente convinti che sono opere di primaria importanza, quindi devono arrivare, ma che ci sia anche una velocità nelle procedure dopo. Allora, un quadro abbastanza ci fa riflettere, sono tanti punti stati toccati. Io vorrei un po' sottolineare, portare l'attenzione su questo, il mercato del legname. Quanto è importante, come può essere fonte anche di redditività per questo territorio, senza che si vada a una svalutazione completa di tutto quanto questo materiale, anche se già è incominciato comunque a muoversi. Beh, come ha detto il sindaco, ci sono alcune zone che vivono quel mercato del legname, pensiamo per esempio alle regole dell'Ecomelico o del Cadore, alcune zone che non è che vivono di legname, sopravvivono con legname. Teniamo sempre conto che con la legname che serve per cosa? Legname che serve chiaramente principalmente in provincia di Belluno, lo dico perché poi che non si capisca altro. Nel 78 è stata fatta una legge a livello regionale per la tutela boschiva, ma questa tutela era dovuta al fatto che il legname serviva come contro il dissesto idrogeologico, perché sappiamo che una pianta su un fronte un po' inclinato, come diceva il sindaco, evita perché chiaramente l'acqua entra in profondità e viene assorbita e trattenuta dalle piante. Per quello che c'era questa volontà, che secondo me poi è diventata anche un po' una mania, di non tagliare le piante. Cosa è successo? Con lo spopolamento della montagna le piante sono arrivate proprio a casa, sono arrivate. Infatti qualcuno diceva troppe piante vicino alle case, e su questo non gli do torto, perché poi abbiamo incendi, abbiamo appunto piogge o nevicate che potrebbero causare dei disagi, come è successo per esempio per l'uragano Vaia. Il legname è importantissimo perché diventa una produzione interessante per la provincia di Belluno. Chiaramente il legname della provincia di Belluno è una riserva che era della Serenissima. Qua sappiamo tutti la storia, perciò tutto questo legname era dovuto ad antiche regole che poi adesso non è che siano così importanti. A qualcuno il fatto che il bosco è andato via fa anche comodo. Il problema è, ha ragione il sindaco, per esempio dove abito io ci sono dei versanti nuovi che si sono creati, e proprio giorni fa, roba fresca, vi do anche una notizia, hanno valutato i nuovi siti valanghivi. Infatti sto pensando proprio alle valanghe. I nuovi siti valanghivi, nuovi fronti che sono creati perché appunto le piante sono appoggiate praticamente al terreno, che adesso è diventato anche ghiacciato, e che sono sopra le case e sopra le strade.
Ora, sopra le case addirittura, sopra le case, sopra le strade. Ora, io dico questo, è vero, io quello che dice il sindaco di Bernardin lo sposo al 100%, però c'è una cosa reale che bisogna anche un po' dire, e mi prendo anche la responsabilità di quello che dico. È stato fatto un maquillage fino ad oggi, perché la volontà della popolazione, specie in quelle zone dove c'è presente l'attività turistica invernale, era di riprendere, perché molti hanno fatto anche degli esaurimenti perché si sono visti la casa distrutta, le strade, perciò la ripresa e rimettere a posto tutto era necessario per tutto. Però non è messo a posto veramente tutto, perché le strade in alcuni posti sono molto pericolose. Ci sono le piante che sono penzolanti, ci sono migliaia di tonnellate ferme. Ora, se dovesse arrivare 1,5 metri di neve e la neve poi si appoggia su questa rete fatta dai tronchi, non succede nulla. Se dopo il 1,5 metri di neve ne arriva un altro 1,5 metri, quel 1,5 metri porta giù valanghe ancora non calcolate. Queste valanghe però non sono di neve, sono miste ad alberi e potrebbero causare veramente dei disastri fino ad oggi sconosciuti. Perfetto, quindi questa è potrebbe verificarsi questa situazione nevosa. Cosa bisognerebbe fare? Questa è la domanda che viene spontanea. Io direi di andare in pubblicità, poi rispondiamo subito dopo e poi passiamo anche alla segretaria un po' per dire cosa sarebbe necessario fare anche per la situazione degli anziani. Tra poco.